ma come un gioco in cui si rischia la vita. Ogni giorno necessita un lavaggio completo del sangue. È come se una febbre li avesse colpiti. Sono venuti fuori con camion, furgoni, roulout e qualsiasi cosa in grado di camminare. Una donna mi telefonò e mi disse: stanno passando per Bushy Avenue come dei bufali. Alle 21:30 si spensero le luci, alle 21:40 stavano già devastando i negozi. Abbiamo intenzione di prenderci ciò che vogliamo e vogliamo ciò di cui abbiamo bisogno. Nel Bronx, in un salone della Spontia, abbattono un portone d'acciaio, prendono 50 auto nuove, le mettono in moto tutte insieme e se ne vanno via. Nel giro di pochi minuti la notte fu illuminata dagli incendi, il selciato fu invaso dai saccheggiatori, le griglie metalliche a protezione delle vetrine vengono scardinate con piedi di porco, abbattute con automobili e strappate con la forza bruta. Una donna di 50 anni con la borsa della spesa entra nel negozio dicendo: oggi si fa la spesa gratis. La terza strada è stata demolita come se l'avesse colpita una bomba, riferisce un ufficiale di polizia. E la musica fu soffocata dagli ululati delle sirene, dall'arme e dai rumori dei vetri infranti.